Dopo il seminato di queste prime 4 giornate, la Pirossigeno Cosenza vuole raccogliere i frutti del proprio lavoro, ma di fronte a sé nella notte di Halloween trova un Olimpia Verona pronta a farle lo scherzetto e rimuovere il numero 0 dalla voce punti in classifica. Queste le importanti premesse con cui le due formazioni arrivano al match. Buonasera e benvenuti dal Pala Cosenza. La voce è quella di Cristian De Nicolò, pronta a raccontarvi il match tra la squadra di Tuoto e quella di Castagna, scontro che si preannuncia infiammatissimo tra due formazioni che come obiettivo primario hanno solo e soltanto la salvezza. Andiamo a leggere subito quelli che saranno i 24 che si affronteranno, partendo dai padroni di casa, che si schierano con il numero 23 Lambré, il numero 24 Del Ferraro come portieri, poi il numero 3 Adornato, il numero 4 Poti, il numero 6 Capitan Marchio, il numero 7 Fanelli, il numero 8 Grandinetti che rientra dall'infortunio, il numero 9 Labate, il numero 10 Bavaresco, il numero 11 Paiuso, il numero 12 Bruno Petri, il numero 22 Felipigno. Risponde invece alla formazione scaligera con il numero 2 Ricordi e il numero 22 Mazzoni come portieri, poi il numero 6 Portinari, il numero 8 Nardi, il numero 10 Luca Ian, il numero 11 William Rocia, il numero 16 Jorge Santos, il numero 17 Giannattasio, ex del match tra l'altro, il numero 19 Jacopo Ugas, il numero 76 Lemes, il numero 89 Portuga, il numero 97 Elafi. Questi i 12 agli ordini di Luca Castagna. Olimpia Verona in completo bianco, portieri invece in completo verde, Pirossigeno Cosenza, maglia rosso-blu, calzettoni e calzoncini blu, mentre per i due estremi difensori maglia e calzoncini giallo fluo, calzettoni bianchi. Andiamo a vedere subito quali saranno i quintetti che si affronteranno. È già in campo quello dell'Olimpia Verona, ricordi tra i pali Lemes come ultimo difensivo, poi ci sono da un lato Jorge Santos, dall'altro William Rocha, il pivot ovviamente è Luca Ian Baptista. Quintetto diverso con cui iniziare il match nelle prime 5 partite per Luca Castagna, Pirossigeno Cosenza, che invece conferma i soliti 5: Del Ferraro, Capitan Marchio, Bavaresco, Poti e Bruno Petri. Questi sono gli uomini scelti da Leo Tuoto per iniziare questa partita. È quasi tutto pronto, manca solo il fischio dell'arbitro a dare il via al primo anticipo della quinta giornata, perché poi tra circa 30 minuti inizierà il derby campano tra Sandro Abate Avellino e Napoli Futsal. Sandro Abate che ha già battuto l'Olimpia Verona per 5-1 nello Sky Match della seconda giornata. Napoli che invece sarà il prossimo avversario della Pirossigeno Cosenza. È iniziata subito la partita con una conclusione in porta respinta del Ferraro. Verona in impostazione, vedremo quale sarà l'atteggiamento della formazione di Castagna, ancora secco di punti come già detto in questo campionato, l'unica a non aver ancora segnato e soprattutto l'unica squadra a non essere andata mai in vantaggio nelle prime 4 partite contro Ecosì di Genzano, Sandro Abate Avellino, Sporting Sala Consilina e L84. Manovre rossoblu che rischiano di perdere il pallone, poi Bavaresco è costretto a toccare per ultimo e a concedere fallo laterale. A battere ci sarà William Rocha che si appoggia dietro, Luca Ian nuovamente verso Lemes, pallone lungo per Rocha, non arriva sulla palla, semplice rinvio dal fondo per Del Ferraro, muove subito la sfera verso Poti, ora Bavaresco, imposta a 2 la Pirossigeno, cercata l'imbucata, ha capito tutto Jorge Santos, prova a portarla di là il numero 16, fermato però da Bavaresco, quindi Marchio, ancora Poti, si allarga Del Ferraro, il portiere più coinvolto nella manovra offensiva in questo campionato fino a questo momento. Finora però sono stati più gli errori. Occhio a Bruno Petri che calcia sul petto di Ricordi e della Pirossigeno Cosenza, la prima occasione del match con Bruno Petri dopo 1 minuto e 2 secondi. Pallone dietro per Marchio, quindi Bruno Petri la lascia lì per Poti, ancora Poti addosso, questa volta un avversario, si tratta di Lemes. Sarà rimessa, pallone alzato, Ricordi addirittura allontana di testa per non rischiare di uscire con il pallone in mano dall'area di rigore. Poti verso Marchio, nuovamente Poti,
Scarica su Bavaresco, sempre lo spagnolo, cerca l'imbucata, ha capito tutto William Rocha. Quindi Lemes torna dall'ex portiere di Acquasapone, metà Catania, Mantova e Camedosson. Occhio perché intercetta Marchio all'altezza del cerchio centrale del campo. Lucayan va a riprendersela, non è finita. Poti tocca per Bruno Petri, orienta, mette a sedere Lucayan e calcia. Pallone sul fondo, ancora Bruno Petri pericoloso. Pirossigeno Cosenza che ha iniziato a 3000, come del resto i 4 match finora disputati. Altra conclusione di Petri dopo 1 minuto e 42. Orienta, mette a sedere Lucayan prova l'imbucata profonda, non trova un compagno. Pallone recuperato comodamente da Del Ferraro che mette in movimento Poti. Quindi Marchio, ancora Poti, Bruno Petri, nuovamente Poti, va dall'altra parte dove c'è Bavaresco, protegge il pallone con il corpo, non gli viene lasciato lo spazio per il destro. Alla fine l'ultimo tocco è dell'ex giocatore del Rogit, la rimessa laterale è a favore degli Scaligeri che hanno già rischiato 2 volte in questo match. Ricordi, va al lancio lungo il numero 2, troppo lungo, lascia scorrere Del Ferraro da un portiere all'altro, rimette in gioco adesso la Pirossigeno con Bavaresco, scarica per Poti, ora Marchio, nuovamente Poti, sale la pressione da parte di Jorge Santos, poi Bruno Petri riceve e calcia ancora, Ricordi in corner. Alla battuta Bavaresco, palla fuori per Poti, cicca la conclusione, poi allontana Jorge Santos. Ancora Poti, pressato da William Rocha e Del Ferraro, prova a dribblare il numero 11, ci riesce in prima battuta, salvo però portarsi poi il pallone fuori. Occhio a William Rocha, pallone per Lucayan, quindi Jorge Santos. Può puntare Poti, lo guarda negli occhi Poti, alla fine lo chiude in fallo laterale. Rimessa battuta, prova la furbata Jorge Santos per colpire Poti, ma la distanza non era stata chiamata dal giocatore ospite e quindi sarà rimessa laterale sempre per l'Olimpia Verona. Se la va a prendere Lucayan che prova la conclusione, ribattuta alla difesa avversaria. Poti cerca di servire Marchio, intercetta ancora Santos, possesso invertito, adesso è la Pirossigeno a girare il pallone. Del Ferraro alza un pallone velleitario, Bavaresco arriva per primo sulla sfera, trova la deviazione di Kaike Lemes e la conseguente rimessa laterale. Poti in banda a sinistra da Bruno Petri, il più pericoloso finora tra le fila dei rossoblù, si allarga, calcio sul secondo palo dove Marchio non riesce a trovare la deviazione vincente. William Rocha da Lucayan, pallone profondo, c'è l'anticipo secco di Marchio, quindi Del Ferraro con calma. Poti prova l'imbucata, attentissimo Jorge Santos, rimessa laterale per la Pirossigeno Cosenza. Quando sono passati 3 minuti e mezzo all'inizio del match, già 4 le occasioni per i rossoblù, 3 con Bruno Petri, una con Marchio che non è riuscito a deviare verso la porta. Occhio a Bavaresco che prende campo, prova a convergere verso il centro, l'ultimo tocco è di un giocatore in maglia bianca, la rimessa laterale per i padroni di casa. Bavaresco avrebbe voluto batterla in velocità, ma il pallone è stato allontanato, quindi con calma si riorganizza l'Olimpia Verona e organizza invece lo schema, il roster di Tuoto. Poti fuori per Bavaresco, controllo e conclusione sulle gambe di William Rocha. Lucayan prova a servire il proprio numero 11 in profondità, se non fosse che il pallone è troppo lungo. Nulla di fatto, ancora padroni di casa in possesso della sfera. È entrato nel frattempo anche Guido Grandinetti, grande assente nelle ultime partite causa infortunio. Pallone proprio per lui, Grandinetti, la parata in corner di Ricordi, subito lo squillo dell'argentino. Occhio alla palla in mezzo, ancora Bavaresco che trova la parata di Ricordi, poi Del Ferraro blocca, mette in gioco per Grandinetti, allargato sulla destra il pallone. Poti va da Bruno Petri, converge verso il centro, su di sé a Rocha. Bruno Petri passa in mezzo a 2, alla fine Ricordi lo chiude in scivolata.
mettendo il pallone in out. Richiamo del direttore di gara nei confronti dell'ex portiere della Came. Poti lascia la battuta a Grandinetti. Torna dietro da Bavaresco. Si fa vedere Poti tra le linee. Rischia però Bavaresco. Grandinetti a recuperare questo pallone. Poti di testa ancora per Bavaresco. Cerca un compagno sul secondo palo. Trova Lucayan. Prova a distendersi l'Olimpia Verona con Jorge Santos a terra. Tutto regolare per il direttore di gara. Sfera che è terminata sul fondo. Rimessa laterale a favore della Pirossigeno. A battere Poti, si è allargato come sempre del Ferraro. Grandinetti a gestire, occhio al pressing di Lucayan che gli chiude una linea di passaggio. Alla fine si va comunque dall'estremo difensore in parallela per Bruno Petri. Controllo e conclusione. Devia Lemes ancora in corner. Grandinetti al volo, sfera sul fondo. Ci aveva provato l'argentino. Andiamo a rivedere. Pallone alzato da Bruno Petri con Grandinetti che prova la conclusione al volo. Pallone che si è spento sul fondo. Ricordi va lungo, troppo lungo per William Rocha che si lamenta. Nel frattempo è entrato in campo anche Portuga al posto di Lucayan. Del Ferraro rischia sulla pressione di William Rocha che poi va un passo da recuperare il pallone. Adornato da Felipigno, ha cambiato anche Leotuoto. Grandinetti controlla, ricordi a terra. Grandinetti calcia poi sul fondo. Jorge Santos. Rocha. Pallone adesso che arriva a Portuga, prova a controllarla sulla pressione di Felipigno. Jorge Santos vuole puntare Paiuso che lo ferma molto bene. Sfera tenuta in campo da Ricordi. Girata poi nuovamente da William Rocha. Portuga. Ancora Rocha verso Caiche Lemes. Pallone che non arriva a destinazione. Rimessa laterale a favore della Pirossigeno Cosenza. Adornato. Va da Felipigno. Nuovamente Adornato. Lo chiude in out Jorge Santos che poi lascia il posto in campo a Jacopo Ugas. Felipigno. Grandinetti cerca Paiuso, pallone troppo profondo, si spegne direttamente in tribuna. Caiche Lemes verso Lucayan che è appena rientrato in campo, parallela a cercare Lemes, conclusione che termina alta. Felipigno cerca e trova Paiuso, spalle alla porta, aggressivo su di lui. In questa occasione Lemes riesce a trovare anche l'ultimo tocco del numero 11 rossoblù e la conseguente rimessa laterale. Ugas in profondità, la controlla, ripeto, Lucayan che poi prova a girarla a memoria. Giocata calcistica più che calcettistica. Alla fine il pallone termina sul fondo e la Pirossigeno Cosenza riprende a manovrare con Felipigno. Adornato nuovamente verso il numero 22. Ancora l'ex Corma Reggio Calabria. Prova a puntare Felipigno. Lo chiude Ugas che vorrebbe il movimento di Paiuso, vorrebbe alzare il ritmo Felipigno. Pirossigeno Cosenza che è partita meglio rispetto all'Olimpia Verona in questi primi 6 minuti e mezzo. Grandinetti da Paiuso. Felipigno cerca la giocata di tacco, non arriva in parallela Grandinetti, pallone comunque impreciso da parte del numero 22 ex Ecositi Genzano. Possesso a favore degli Scaligeri. Ricordi lancia lungo con i piedi, Lucayan con una spalla, giocata di classe da parte dell'ex Acquesapone. Non riesce a trovare però
il proprio compagno, si trattava di Ugas. Sfera che è terminata in out. Ne approfitta per respirare la Pirossigeno Cosenza, che porta il pallone con calma nella metacampo avversaria. Adornato, sale la pressione di Portuga, quindi Felipigno da Grandinetti, ancora Adornato in mezzo a due, serve Paiuso che torna da Mateus Felipigno, parallela ancora per Paiuso, spalle alla porta, la lascia lì per Adornato, conclusione sul fondo. L'aveva calcolata bene Ricordi, il quale non era intervenuto sulla sfera. Rinvio dal fondo per il numero 2. Va a lungo Ricordi a cercare Luca Jan, prova l'appoggio verso il numero 89 Portuga, che però era troppo arretrato per arrivare su questo pallone. Rientrano Marchio e Bavaresco, a lasciare il posto in campo sono Adornato e Grandinetti. Marchio, nuovamente pallone giocato verso Gustavo Bavaresco. Ora Felipigno può puntare Ugas, prova a saltarlo, non riesce a mantenere il pallone in campo, rimessa laterale a favore dell'Olimpia, che sta provando a contenere di più i ragazzi di Tuoto in questi ultimi 2 minuti. Ricordi verso Luca Jan, chiuso da Tremaglia, l'ultimo tocco è il suo. Il risultato non può che essere fallo laterale a favore dei rossoblù e dunque palla persa da parte del capitano. Poti gira per Marchio, nuovamente lo spagnolo, si fa vedere Bruno Petri, servito. Ancora Poti, Pirossigeno Cosenza che manovra con 4 uomini nella metà campo offensiva, ma rischia su questa deviazione di Luca Jan. Controlla Poti ma sale del Ferraro. Occhio al power play dei rossoblù. Del Ferraro con calma torna da Poti, non affretta la Pirossigeno Cosenza. Del Ferraro allo spazio per calciare, lo fa, sfera che termina alta. Ricordi al lancio lungo per Luca Jan, sponda per Portuga, arriva prima Bavaresco, occhio al contropiede con Bruno Petri che fa tutto da solo e calcia, sfera ancora sul fondo. Portuga calcia addirittura da fuori, trova la deviazione in corner di Del Ferraro. Chiama lo schema Ugas. Pallone alzato fuori per Luca Jan che vorrebbe andare al volo, controlla, alla fine il pallone gli viene portato via. Bavaresco chiude in out. Rimessa laterale a favore dell'Olimpia. A battere Lemes, calcia Portuga. Addossa alla barriera composta da 2 uomini. Del Ferraro evita il corner, la vorrebbe lunga Bruno Petri, il pallone proprio per lui, di testa Portuga in anticipo, occhio che arriva Poti, ancora Portuga a chiudere. Bruno Petri vorrebbe puntare in surplus, calcia, sfera sul fondo. Ugas prende campo verso il centro, calcia, pallone deviato da Poti. Richiamo nel frattempo del direttore di gara nei confronti di Luca Jan e Marchio. Non se la mandano sicuramente a dire i due giocatori che fisicamente dicono la loro. E vedremo chi avrà la meglio in questa partita nella partita. Kaique Lemes allarga verso il neoentrato Jorge Santos, o meglio il rientrato Jorge Santos. Conclusione addosso a Bavaresco, ancora Olimpia Verona a manovrare, la perde Lemes, allora Bavaresco con calma verso Marchio, occhio perché c'è Bruno Petri là, il fallo ai danni di Marchio, di Kaique Lemes,
si sarebbe involata in 2 contro 0 la Pirossigeno verso la porta. Perde Conseguente Lemes. ammonizione Allora d'obbligo con calma. per Lemes, Verso primo ammonito del match, Marchio, occhio dopo perché c'è 8 minuti e Petri 54 là. secondi. Il fallo ai danni di Marchio. Bruno Petri e Grandinetti sul pallone. Andrà a calciare Grandinetti. Lo fa, trova l'intervento di Ricordi, ancora Grandinetti. Sfera alta. Lancio lungo di Ricordi. A cercare e trovare in profondità un compagno. Si trattava di Lemes, che non riesce a tenere giocabile la sfera. Rimessa laterale a favore della Pirossigeno Cosenza quando sono passati esattamente 9 minuti e un secondo dall'inizio del match. Punteggio ancora fermo sullo 0-0. Molto più attiva però offensivamente parlando la formazione allenata da Leo Tuoto. Rimessa laterale per l'Olimpia Verona in quanto Bruno Petri non è riuscito a controllare. Luca Jan controlla con grande esperienza questo pallone. Marchio lo mette a terra in maniera regolare, poi calcia sul fondo. Altra occasione per la Pirossigeno Cosenza. Kayan controlla con grande esperienza questo pallone. Marchio lo mette a terra in maniera regolare, poi calcia sul fondo. Lemes, pallone per Luca Jan. Ancora Marchio su di lui. Ora Ugas. Santos prova ad andare in parallelo a Luca Jan, calcia Ugas, sfera sul fondo, si fa viva anche l'Olimpia Verona. Santos prova Andiamo ad a rivedere andare con Luca in Jan. parallelo a Luca Jan, calcia Che palla Ugas, sponda verso sfera Ugas, sul- pallone che termina largo. Riprende a manovrare la Pirossigeno Cosenza, lo fa con Bavaresco che va da Marchio, quindi Poti. Bruno Petri cerca il compagno in profondità, Ugas di testa arriva, poi Poti prova a appoggiarla verso Marchio, il quale non può tenere giocabile questo pallone. Rimessa laterale a favore dell'Olimpia Verona, fuori Luca Jan, dentro Portuga. Ricordi al lancio lungo proprio a cercare il numero 89, anticipato sempre dalla guardia di pari De Marchio. Rimessa della cui battuta si incaricherà Ugas verso Portuga che calcia sulla schiena di Poti, ancora Portuga, Del Ferraro a chiudere. Altra rimessa, Portuga verso Lemes, se la porta sul fondo, l'ultimo tocco è di Poti, sarà corner. Jorge Santos si lamenta col direttore di gara per la guardia di Marchio. Pallone fuori, intercettato da Bavaresco che può far partire il contropiede dei rossoblù, lo chiude Portuga in out. Entra Grandinetti al posto di Marchio, servito subito il numero 8. L'ex Nantes va da Poti, ancora in parallelo a cercare Grandinetti. Sfera che è terminata sul fondo. A breve rientrerà anche William Rocha tra le fila degli ospiti. Pallone lungo, troppo lungo nuovamente a cercare Jacopo Ugas. Ora Grandinetti. Poti verso Bavaresco. Pressione alta portata da Portuga. Si va comunque da Bruno Petri. Allo spazio per puntare, va in parallela da Poti. Anticipato molto bene da Jorge Santos che chiude in out. Proprio Poti ad incaricarsi della battuta della rimessa laterale. Bruno Petri. Bavaresco verso Grandinetti. Ancora Poti a tenerla. Bavaresco.
Poti verso Grandinetti nuovamente, protegge spalle alla porta grazie al suo fisico marmoreo. Alla fine è costretto a chiuderlo in out Ugas. 9-10 al termine del primo tempo, ancora 0-0 il punteggio tra Pirossigeno Cosenza e Olimpia Verona in questo anticipo della quinta giornata. Nel frattempo ha calciato Bruno Petri, che ha trovato l'intervento di Ricordi, poi Grandinetti impedisce il controllo a Ugas, sfera che è terminata sul fondo. Rossoblu che riprendono a giocare con Bruno Petri, non presta nella metà campo offensiva all'Olimpia Verona. Grandinetti va da Bavaresco, riesce a servire Felipigno, ancora Bavaresco, calcia! È in vantaggio la Pirossigeno Cosenza con il gol di Gustavo Bavaresco, il primo in questo campionato. Azione perfetta da parte della formazione di Leototo, concretizzata da Gustavo Bavaresco al minuto numero 11 e 17 del primo tempo. 1-0, Bavaresco porta in vantaggio la Pirossigeno Cosenza. Vediamo il dai e vai tra lui e Felipigno e poi conclusione sulla quale Ricordi non può far nulla. 1-0 Pirossigeno Cosenza con il gol di Gustavo Bavaresco. Eccolo lo squillo del match, eccolo il vantaggio che la Pirossigeno Cosenza avrebbe anche meritato qualche minuto prima. Ci ha pensato Gustavo Bavaresco dopo questo grande scambio molto rapido con Felipigno. Sicuramente colpevole la difesa dell'Olimpia Verona, che ha lasciato lo spazio centrale al numero 10 rossoblu, per il quale poi è stato un gioco da ragazzi. Vedremo quale sarà la reazione della formazione di Castagna. Grandinetti prova a sradicare il pallone dai piedi di Luca Ianna. Anche questo potrebbe essere un mismatch molto interessante da seguire durante questa serata di futsal. Portuga, è entrato in campo anche Fanelli nel frattempo tra i padroni di casa. Caiche Lemes da Ricordi, prende campo il numero 2 che non disdegna assolutamente la conclusione con i piedi, calcia, poi blocca del Ferraro che non se l'è sentita di puntare al bersaglio grosso. Alla fine l'ultimo tocco di Bruno Petri, rimessa laterale a favore dell'Olimpia Verona. Entra anche Giannattasio al posto di Ugas, anzi al posto di Caiche Lemes. Primo pallone toccato dall'ex di turno. Primi 6 mesi della scorsa stagione in maglia rossoblu, non è riuscito a incidere. Poi è stato protagonista della promozione in Serie A dell'Olimpia Verona e trova quest'anno nel massimo campionato italiano i suoi ex compagni. William Roggia da Luca Ian, la tiene Giannattasio che poi trova la deviazione di Fanelli che recupera il pallone del Ferraro, pallone lungo, lunghissimo, lascia scorrere Ricordi. Poi Ricordi rinvia con le mani, pallone che è terminato direttamente in rete. Non è arrivato Luca Ian, quindi ovviamente il gol non è valido. Felipigno, pallone lungo a cercare Fanelli. Serie di errori adesso nei lanci in profondità da parte delle due squadre. Occhio a Luca Ian che prova a liberarsi su Grandinetti che lo chiude molto bene in out. Luca Ian, pallone fuori per William Roggia, blocca del Ferraro senza alcun tipo di problema. Poi rilancio lungo a cercare Fanelli che di testa la spizza in anticipo su Ricordi, sfera che è terminata alta senza alcun tipo di problema. Poi rilancio lungo a cercare Fanelli che di testa la spizza in Luca Ian a recuperare il pallone. Nulla di fatto e quindi rimessa laterale a favore della Pirossigeno Cosenza per la seconda volta in vantaggio nel match. Occhio a Fanelli, in stagione ovviamente, non nel match. Pallone fuori di Fanelli, dicevo, Pirossigeno Cosenza anzi per la terza volta in vantaggio dopo il 2-1 e il 3-2 momentanei a Torino contro la L84, partita poi terminata 3-3. È il secondo gol nella prima frazione per la formazione di Tuoto dopo appunto il gol dell'1-1 realizzato da Poti sempre 10 giorni fa contro i piemontesi. Luca Ian
Cerca la parallela per William Rocha, trova la deviazione di Fanelli, sarà rimessa laterale a favore di un Olimpia Verona che prova a farsi viva. Portuga, finta la conclusione, poi calcia Luca Ianne del Ferraro in controtempo, blocca senza alcun problema. Pallone lungo, Paiuso controlla solo per un attimo, sfera che è terminata sul fondo. 6:26 all'intervallo. Ricordi lungo, Grandinetti senza problemi su Luca Ianne che termina a terra, rimessa laterale per l'Olimpia. Ed esce proprio Grandinetti al suo posto Marchio. Portuga dietro, William Rocha, ancora Portuga, pallone in profondità per Giannattasio, sfera sul fondo, spreca l'ex di turno. Pallone in profondità per Giannattasio, sfera sul fondo. Felipigno, pallone in parallela a cercare e trovare Marchio che si gira, ancora Ricordi in corner. Direttore di gara che va a parlare con Marchio, chissà cosa si saranno detti i due. Marchio cerca il pallone dentro, devia Luca Ian, ancora in fallo laterale. Pallone alzato per Felipigno, ha provato la conclusione al volo. Fallo laterale. Pallone che è terminato largo, rivediamo. Pallone La alzato conclusione per di Felipigno che non ha trovato il bersaglio grosso. Riprende a giocare l'Olimpia Verona con Luca Ian. Rocha, nuovamente Luca Ian cerca la parallela, trova la parata di Leo Tuoto in panchina. Grandinetti a cercare Marchio, a trovare invece la parata di Ricordi, era Felipigno non Grandinetti. Occhio a Portuga, resiste alla carica di due uomini, calcia sul corpo di Paiuso, rimessa laterale per l'Olimpia Verona. Portuga, pallone verso William Rocha, può puntare Felipigno in 1 contro 1, William Rocha calcia, trova la deviazione del 22. Rimessa Olimpia, pallone sul secondo palo sul quale non arriva nessuno, poi calcia alto Portuga. Fanelli, grande la sua sterzata e poi la sua conclusione, blocca Ricordi che mette palla a terra perché è nella superiorità, pallone a cercare Luca Ian che si gira, calcia il pallonetto, ha pareggiato l'Olimpia Verona con il gol della bestia Luca Ian Battista, 1-1 al minuto numero 14 e 56 secondi. Andiamo a rivedere l'azione con Ricordi che mette palla a terra, poi Luca Ian è molto bravo a girarsi sulla guardia di Paiuso che non è un ultimo difensivo che si vede, e poi a superare in pallonetto del Ferraro per il gol che vale l'1-1. Vedremo adesso quale sarà la reazione degli uomini allenati da Leo Tuoto. Bruno Petri verso Poti, ora Marchio chiuso solo per un attimo da Ugas. Poti, Bavaresco, scambiano nuovamente i due, è entrato anche Nardi tra le file degli scaligeri, prova ad allungare le rotazioni Castagna, lo ha già fatto invece Leo Tuoto. Bavaresco
in buca dentro per Marchio, poi calcio Poti che trova la parata di Enrico Ricordi, occasione monumentale per i rossoblù, esulta come se avesse realizzato un gol e non potrebbe essere altrimenti Enrico Ricordi. Occhio ancora alla conclusione di Poti che è terminata sempre larga. Bavaresco in buca dentro per Marchio, poi calcio Poti che trova la Nardi, parata. pallone verso Ugas, lo chiude Marchio, ancora Nardi. William Roggia, grande giocata da parte di Lemes che calcia e trova l'intervento di Del Ferraro. Rimessa già battuta, scambiano Nardi e Lemes, ancora Lemes con deviazione, palla in corner. Olimpia Verona che adesso ha preso fiducia, non deve uscire mentalmente dalla partita però la Pirossigeno Cosenza, perché nonostante la classifica dica che l'Olimpia è l'unica squadra senza punti, ha una qualità tale da poter far male in ogni singolo istante. Pallone fuori per Jorge Santos, conclusione a rimbalzo con il parquet, sfera che è terminata larga. Poti verso Bavaresco, scambiano i due, ancora il brasiliano Bruno Petri, prova a portare il pallone di là, lo chiude bene Kaique Lemes in fallo laterale. 3:51 all'intervallo, 1-1 il punteggio per effetto dei gol di Gustavo Bavaresco e di Luca Ian Baptista, secondo in campionato per l'ex Acquestapone. L'anno scorso uno dei protagonisti, Luca Ian, della promozione in Serie A delle Così di Genzano. Quest'anno ha deciso di sposare la causa Olimpia Verona, occhio a Grandinetti che passa in mezzo a due, poi calcia, trova l'intervento di Enrico Ricordi, ancora decisivo. A battere Bavaresco che tocca per Poti, secondo palo Bruno Petri, eccolo qui il primo gol in campionato di Bruno Petri, il georgiano fa 2-1 per la Pirossigeno Cosenza al minuto numero 17, anzi 16 e 22 secondi. Bruno Petri 2-1. Segna con il numero 12 Bruno. Andiamo a rivedere l'azione col calcio d'angolo battuto rapidamente da Bavaresco che voleva subito il pallone, poi Poti in buca dentro per Bruno Petri che a porta vuota batte un incolpevole Ricordi, realizza il 2-1 e di nuovo avanti la Pirossigeno Cosenza al Pala Cosenzia. Luca Ian non riesce a mantenere il pallone in campo, rimessa laterale a favore dei rossoblù. Grandinetti, pallone verso Bavaresco, controlla ancora Grandinetti che la tocca per Poti. Luca Ian lo chiude in scivolata, occhio al pallone in profondità per Jorge Santos, pallone sul fondo, occasionissima per l'Olimpia Verona a un passo dal pareggio, a 3:09 dall'intervallo. Occhio al pallone in profondità. Andiamo a rivedere il pallone di Luca Ian per Jorge Santos, sull'uscita del Ferraro la sfera si è spenta sul fondo. Bavaresco, pallone intercettato da Kaique Lemes, ancora rimessa laterale a favore dei rossoblù. 2:58 alla sirena di metà gara, lo abbiamo detto, 2-1 per i rossoblù, 1-0 realizzato da Bavaresco, pareggio di Luca Ian è esattamente un minuto e mezzo dopo il 2-1 firmato Bruno Petri che adesso riceve il pallone proprio da Bavaresco, chiuso bene da Lemes, sempre in fallo laterale Bruno Petri per Poti che calcia sulla figura di Ugas, occhio al contropiede, frena Ugas, prova a crearsi lo spazio centralmente, recupera Bruno Petri, trattenuto, giustamente fischiato il fallo ai danni del numero 19 in maglia bianca, secondo fallo per l'Olimpia Verona
non è ancora commessi la pirossigeno Cosenza, non c'è rischio di bonus ovviamente né da un lato né dall'altro, salvo clamorosi epiloghi. Da adesso ai prossimi 2 minuti e mezzo effettivi. Occhio a Grandinetti, si crea lo spazio e calcia, pallone sul fondo, ma la sfera era già uscita dal campo, rimessa laterale per l'Olimpia Verona. Prova a farsi vedere anche il grande assente di queste prime partite, complice un infortunio fastidioso che l'ha tenuto lontano dai campi da gioco. Si allarga Ricordi, riceve il pallone adesso il numero 2 e serve Lucayan. Lemes, ancora per Lucayan che calcia, deviazione di Grandinetti, non secondo il direttore di gara, si arrabbia Lucayan. Del Ferraro va da Poti, quindi Bruno Petri, è partito Poti, Bruno Petri punta centralmente fermato, occhio al contropiede con Lucayan che controlla la palla, finta a terra Jorge Santos, alla fine recupera Bavaresco che chiude in fallo laterale, chiede scusa per l'errore Bruno Petri, rimessa a favore dell'Olimpia Verona. Pallone dentro per Lucayan, intercettato da Bruno Petri, può ripartire la pirossigeno Cosenza con Felipigno, punta Ugas, va dall'altra parte dove c'è Bruno Petri, davanti a Jorge Santos, calcia, deviazione del numero 16 che chiude in corner, finisce a terra Lucayan, non so se ha subito una botta o si è stremato, andiamo a rivedere Felipigno che punta, Ugas scarica poi su Bruno Petri, conclusione sul quadricipite sinistro di Jorge Santos, sfera che è terminata in corner. 112 secondi alla sirena della prima frazione, Lucayan dolorante a terra, potrebbe essere un crampo quello che ha subito in questo momento l'ex giocatore, lo ricordiamo, di Acquasapone dei Cositi Genzano, autore del gol dell'1-1 in questo match. Prima volta in stagione che si ripete un marcatore per l'Olimpia Verona, tra l'altro, perché nel match inaugurale contro le Cositi Genzano aveva segnato solo Jorge Santos, contro la Sandrabate solo Nardi. Nella sconfitta 3-2 di Sala Consilina erano andati in gol appunto Lucayan e Ugas. E poi ovviamente il 6-0 subito dalla L84 a domicilio settimana scorsa. Dunque questo gol di Lucayan rappresenta anche la prima ripetizione nei marcatori in stagione per l'Olimpia Verona. Nel frattempo entra Portuga al suo posto per la pirossigeno Cosenza, invece hanno già fatto 3 gol Fanelli e 2 Felipigno, mentre oggi abbiamo avuto 2 nuovi marcatori che sono Bavaresco e Bruno Petri, giusto per snocciolare qualche numero. Adesso proprio Bruno Petri a battere l'angolo, palla fuori per Poti, conclusione Sbilenka da parte del numero 4, giunto alla 4ª stagione in Calabria. Kaique Lemes a cercare di trovare Ugas, Bruno Petri su di lui, alla fine Ugas riesce a tenere buono il possesso e a scaricare su Jorge Santos. 90 secondi all'intervallo, il Verona prova a rendersi pericoloso per cercare il gol del 2-2 prima della sirena. Portuga, Grandinetti su di lui, ancora Jorge Santos dentro per Portuga, pallone che è terminato fuori, occasione ancora per l'Olimpia Verona, tutto di prima tra Portuga e Jorge Santos. Andiamo a rivedere a 2 tocchi, anzi Jorge Santos a servire Portuga che poi di prima non ha trovato la porta. Porta palla con calma la pirossigeno Cosenza, intercetta Ugas, quindi Portuga, ancora Jacopo Ugas, non può arrivare sulla sfera Kaique Lemes che lascia scorrere in fallo laterale. Inizia adesso l'ultimo minuto, Jorge Santos va sempre da Portuga, ancora spalla alla porta, calcia, deviazione di Felipigno, sarà corner a favore degli scaligeri. Pallone alzato per Lucayan, sfera sul fondo. Andiamo a rivedere. Pallone alzato per Lucayan che non ha preso la mira. A dovere, pallone che è terminato fuori. Pirossigeno Cosenza che rimette in gioco, non ha alcuna fretta
di spingere la formazione di Toto. Aggressivo invece il pressing del Verona, che porta Petri a perdere il pallone. Portuga a battere l'out, scambia rapidamente con Lucayan, quindi Jorge Santos. Non può arrivare Lucayan su questa sfera. Indicazioni del capitano verso i propri compagni. Ancora rimessa laterale a favore della Piro Ossigeno Cosenza. 33 secondi e mezzo che separano le due squadre all'intervallo. Poti verso Felipigno. Ora Bruno Petri, attaccato, mantiene comunque lui il possesso. Kaique Lemes protegge la rimessa laterale che è sua. 17 secondi, Jorge Santos supera bene Felipigno. Fallo del 22, il primo nella prima frazione da parte di rossoblù, anche ben speso da parte di Felipigno, che fa riposizionare i suoi. Rientrano Bavaresco e Grandinetti al posto di Felipigno e Bruno Petri, ovviamente per difendere questa situazione. Comunque all'altezza dei 17 metri l'Olimpia Verona con questo calcio di punizione non dovrebbe essere nulla di pericoloso, ma non si può escludere alcunché quando sul pallone c'è la rincorsa della bestia Lucayan Baptista, che infatti calcia addosso a Bavaresco. Rimessa laterale affidata a Portuga, dietro da Kaique Lemes, ancora Jorge Santos, carica e spara del Ferraro in corner. Presumibilmente ultima azione della prima frazione, mancano infatti 7 secondi e 3 decimi. Jorge Santos a battere il corner, pallone fuori per la conclusione alta da parte di Kaique Lemes. Ricordi poi va al lancio lungo, non trova deviazione. E allora Poti e Bavaresco tengono il pallone lì. Finisce la prima frazione con la Piro Ossigeno Cosenza avanti di un gol ai danni dell'Olimpia Verona. Vantaggio firmato da Bavaresco, momentaneo il pareggio di Lucayan Baptista e poi il 2-1 che finora sta decidendo il match di Bruno Petri. È tutto per il momento, a tra poco per il secondo tempo di Piro Ossigeno Cosenza Olimpia Verona. Rieccoci amici sportivi di Futsal TV, collegati dal Pala Cosenza. A breve avrà inizio il secondo tempo tra Piro Ossigeno Cosenza e Olimpia Verona, risultato della prima frazione che vede i rossoblù avanti per 2-1 grazie ai gol di Bavaresco e Bruno Petri. È iniziata la ripresa a primo pallone, mosso dalla Piro Ossigeno Cosenza con Del Ferraro che cerca marchio, sfera che è terminata alta. Ricordi subito al rilancio lungo a cercare Lucayan che aspetta il pallone sul petto. Capisce tutto Bruno Petri, intercetta il pallone destinato a William Rocha. Poi Poti, scambiano i due, Bruno Petri calcia, sfera sul fondo e della Piro Ossigeno Cosenza la prima azione della ripresa con Bruno Petri. Ovviamente ricordiamo che in contemporanea si sta giocando Sandro Abate Avellino Napoli. Mancano 8 minuti e 10 al termine del primo tempo. Punteggio ancora a reti bianche tra le due formazioni campane. Torniamo invece con il focus sul Pala Ferraro, anzi sul Pala Cosenza, pardon, con Ricordi che mette il pallone in gioco in profondità. Lucayan, stop volante di petto, poi colpo di tacco, intercetta marchio. Poti trova l'ultimo tocco di Jorge Santos, rimessa laterale per i padroni di casa, che devono però stare attenti alle iniziative firmate Lucayan Baptista. Poti gioca da Bavaresco, si è allargato anche Del Ferraro che prende campo e aiuta i suoi a prendere campo.
Del Ferraro lungo per Bruno Petri che calcia, sfera sul fondo. Andiamo a rivedere questa conclusione di Bruno Petri. Del Ferraro lungo per Bruno Petri che calcia, sfera sul fondo. Come aveva aperto lui la prima frazione, ha aperto anche la seconda, con un paio di conclusioni pericolose. Adesso Luca Ianni in buca in profondità dove c'è Kayke Lemes verso William Rocha che si gira, sfera che termina larga. Del Ferraro la accompagna con lo sguardo e anche gattonando sul fondo e si tiene stretto il rinvio. Bavaresco, pallone per Bruno Petri, ancora Bavaresco, chiuso il dai e vai con il georgiano che va sull'esterno, poi scivola. Occhio alla transizione offensiva del Verona. Jorge Santos va da William Rocha, pallone di poco largo, occasionissima per la formazione di Castagna. Scivola. Del Ferraro aveva Occhio chiuso bene lo alla specchio. transizione Pallone offensiva che del però è Verona. terminato largo Jorge sulla Santos va da conclusione di William William Rocha. Pallone di Sicuramente bravo del Ferraro, ma forse anche qualche demerito da parte del numero 11 in maglia bianca. Sbaglia qui invece Poti, rimessa laterale a favore dell'Olimpia Verona. Lemes, pallone verso Jorge Santos. William Rocha tra le linee, si gira, cerca Luca Ian. È uno scontro tutto muscoli, stazza e aggressività, quello tra il numero 10 dell'Olimpia Verona e l'altro capitano, pari de marchio. Occhio del Ferraro lungo per Bruno Petri, anticipo di ricordi di testa anche rischiando Bruno Petri, poi pallone in mezzo, sempre ricordi che ha rischiato la testa ma ha compiuto un grande intervento. Ora Luca Ian cerca in profondità Kayke Lemes, arriva l'anticipo del Ferraro attentissimo, poi Bavaresco verso Poti. William Rocha anche in questa occasione determinante. Siamo già all'altra parte, Luca Ian, spalle alla porta, si gira, mette a sedere marchio, ancora Luca Ian, vorrebbe l'apporto di un compagno, lo trova in Kayke Lemes ma ha dovuto rallentare l'Olimpia Verona e si è risistemata la pirossigeno Cosenza. Jorge Santos parte da terra, Luca Ian calcia Santos, del Ferraro chiude in corner. rallentare l'Olimpia Verona e si è risistemata la pirossigeno Cosenza. Jorge Santos parte da terra, Luca Ian calcia Santos. Calcio d'angolo che verrà battuto adesso proprio da Jorge Santos. Pallone alzato, la voleva limitare l'area Luca Ian, non c'è nessuno dall'altra parte. Rimessa dunque a favore degli uomini di Tuoto. Del Ferraro a campo da prendere, scende su di lui William Rocha, quindi Bruno Petri la tocca d'esterno, quel tanto che basta per servire Poti. Calcia, trova deviazione di Luca Ian, poi addirittura Kayke Lemes a cercare la porta, ma era ben attento del Ferraro che blocca e rimette il pallone in movimento. Bavaresco, adesso Bruno Petri, può puntare Luca Ian, c'è già il raddoppio di Jorge Santos, non è un difensore Luca Ian, per questo il numero 16 va ad aiutarlo, quindi Bavaresco, ancora Poti per Bavaresco, l'anticipo di Santos che chiude in out. È rimasto a terra nel frattempo un giocatore dell'Olimpia Verona, se non vado errato si tratta di Kayke Lemes, è così. Si rialza in questo momento il numero 76 rimessa laterale battuta, intercetta proprio Lemes, poi Bruno Petri punta da ultimo difensivo, prova a scaricare, sfortunato perché l'ultima deviazione è la sua. Rimessa battuta, ha recuperato la pirossigeno Cosenza con Poti che scarica da Bavaresco, dentro per Petri, chiusura determinante di Lemes che vorrebbe uscire ma deve rimanere in campo. Poti non trova Bruno Petri sul secondo palo, a un passo dal 3-1 rossoblu. Bavaresco dentro per Andiamo Petri, a rivedere chiusura determinante che vuole uscire dal di campo, Lemes non trova il tempo per che Poti, vorrebbe uscire ma deve rimanere in campo. Poti non... Pallone lungo, la testa di marchio in anticipo, poi William Rocha in fallo laterale. Poti
Scambia molto bene con Bruno Petri, superiorità da quel lato, va da Grandinetti il numero 4 spagnolo, ma trova l'intervento di Portuga. Adesso William Rocha, Jorge Santos, si rimane là il pallone, Veronica di Grandinetti, chiuso proprio da William Rocha. Quindi Bruno Petri dal Ferraro. Facciamo un attimo un recap perché sono entrati Giannattasio e Portuga per l'Olimpia Verona, Grandinetti per la Pirossigeno Cosenza. Bruno Petri va proprio da Grandinetti, che allarga verso Bavaresco, sempre Guido Grandinetti. Bruno Petri, Poti in profondità, la voleva in parallela invece Grandinetti, controlla Ricordi, che non disdegna il gioco coi piedi, cerca Jorge Santos, controllo di tacco bellissimo, poi calcia Rocha, anzi Giannattasio, deviazione di Poti, pallone che poi è terminato in out per l'intervento del 4, altra rimessa laterale per l'Olimpia Verona, 4 minuti trascorsi, 16 da giocare, ancora 2-1 il punteggio. Portuga alla conclusione, sfera sul fondo. Trascorsi, 16 da Andiamo a giocare, rivedere con ancora l'Olimpia 2-1 Verona, il punteggio. che ha provato la Portuga trama alla rapida su questo conclusione, fallo laterale, ha sfera sul calciato fondo. Portuga sul fondo. Poti alza la sfera, non c'è nessuno in profondità, è entrato anche Paiuso per Bruno Petri nel frattempo e soprattutto si preparano altri cambi in panchina per Leotuoto. Nel frattempo recupera il Verona con Luca Ian che va di là per Ugas, se la allunga troppo, Del Ferraro intercetta, anzi blocca la sfera. Occhio alla transizione dei rossoblù con Poti, si è risistemato affannosamente il Verona. Grandinetti può puntare Luca Ian, un mismatch a suo favore, l'ultimo tocco però è dell'argentino, rinvio per Ricordi, la vuole profonda Luca Ian, eccolo servito, Grandinetti di testa, Poti poi a tenere in campo il pallone, deve resistere alla pressione di Ugas, serve Paiuso, pallone buono per Luca Ian, la paratissima di Leonardo Del Ferraro che evita il gol del 2-2 a Luca Ian Battista. Adesso rimessa laterale per i rossoblù che hanno rischiato con Paiuso che ha regalato letteralmente il pallone a Luca Ian, il quale se l'è trovato per sua sfortuna sul piede debole, il destro, e non è riuscito a battere Del Ferraro che con un gran riflesso in spaccata è andato a prendere questo pallone. Paiuso da Grandinetti, quindi Poti la vuole in parallela, o meglio la dà in parallela per Grandinetti che la voleva sul posto. Non si intendono i due, esce dal campo Poti, rientra Felipigno, Ricordi ancora a lungo, sempre per Luca Ian che la spizza, blocca Del Ferraro. Felipigno, buono il blocco di Paiuso, ancora Felipigno verso Bavaresco, prova a passare su Giannattasio, l'ultimo tocco è del 17 Scaligero. Bavaresco va da Del Ferraro, ricomincia con calma la Pirossigeno Cosenza. Felipigno in buca verso Paiuso, devia Ugas, l'ultimo tocco è il suo, pronto a rientrare Kajke Lemes, suppongo al posto di Jacopo Ugas, pallone fuori per Bavaresco, secondo palo a cercare Paiuso, blocca Ricordi che mette palla a terra, occhio alla superiorità numerica per il Verona, Ricordi va da Ugas, pallone troppo lungo ma ci aveva riprovato il numero 2, estremo difensore del Verona, da cui piedi era nato il vantaggio, anzi il pareggio dell'Olimpia Verona. Nel frattempo è uscito Giannattasio ed è entrato Kajke Lemes, non quindi Ugas ma Giannattasio uscirà dal campo. Grandinetti punta Luca Ian e calcia sfera sul fondo. Lemes, non quindi Ugas ma Giannattasio uscirà dal campo. Grandinetti punta Luca Ian e calcia sfera sul fondo. In Zalplaz Luca Ian, pallone che è terminato largo. Lemes con la deviazione di Bavaresco, la blocca ai confini della propria area di rigore del Ferraro che va a rilancio lunghissimo a cercare proprio Bavaresco. Ricordi esce in copertura ma non può arrivare l'ex giocatore del Rogit, quindi Portuga la cerca sempre Luca Ian, Portuga rischia di perdere il pallone. Ugas, prestato da due uomini, regala un calcio d'angolo preziosissimo alla Pirossigeno Cosenza. Bavaresco pronto a battere, alza il pallone per Grandinetti, sfera imprecisa, la stoppa di petto Grandinetti che torna da Del Ferraro, quindi Paiuso, Felipigno da Bavaresco, ancora Felipigno, nuovamente Bavaresco che mette la quinta e parte.
Grandinetti in mezzo per Paiuso, Luca Ianna a vuoto, Bavaresco sul secondo palo, deviazione di Lemez, ancora Bavaresco in possesso, può tornare da Del Ferraro che nel frattempo si è allargato. Eccolo servito, aspetta basso il Verona, Del Ferraro carica e spara, Ricordi blocca, poi va alla conclusione, c'è Bavaresco in porta che la caccia di testa. Protagonisti due portieri in questa azione, con la conclusione Del Ferraro prima, quella di Ricordi poi. Dopo aver bloccato il pallone, occhio alla pirossigeno Cosenza che ha già rimesso in gioco. Felipigno va sulla parallela a cercare Paiuso che calcia, Ricordi a parare, poi Portuga allontana. Grandinetti contro Luca Ian, prova a stopparlo Luca Ian, utilizzando anche il fisico per sbilanciare l'avversario. L'ultimo tocco è del pallone, pivot. occhio alla pirossigeno Cosenza in maglia che ha già bianca rimesso in rimessa gioco. Cosenza, rivediamo. Va sulla parallela a cercare Paiuso che calcia, Ricordi a parare. Non definitiva, poi libera la retroguardia Scaligera. È rientrato Marchio per Grandinetti nel frattempo, servito Felipigno proprio dal capitano rossoblu. Felipigno verso Paiuso, quindi Bruno Petri. Torna all'indietro da Del Ferraro, ancora Bruno Petri. Pallone che è uscito, rimessa Verona. Portuga allarga verso Ugas che punta Paiuso, prova a saltarlo, trova la deviazione dell'11, blocca successivamente Del Ferraro che va a rilancio lungo per Paiuso, controllo, blocca Ricordi che mette a terra, ancora superiorità cercata dall'ex portiere della Came Treviso, dell'attuale Came Treviso, l'anno scorso Came Dosson. Portuga intercetta Felipigno, poi Bruno Petri serve il 22, ha triplicato le marcature la pirossigeno Cosenza con il gol di Mateusz Felipigno, 3-1 per i lupi, decisivo, determinante e preciso al minuto numero 8-13 della ripresa. Felipigno 3-1. E andiamo a rivedere l'azione con Portuga che trova la deviazione di Felipigno, poi Bruno Petri serve il 22, Felipigno davanti a Ricordi e arriva il gol del 3-1 e il conseguente time out chiamato da coach Castagna a 11:47 dal termine. Cristian! E Felipigno dunque va a realizzare il gol del 3-1, adesso time out con le telecamere che riprendono la panchina della pirossigeno Cosenza. È stato freddissimo, a tu per tu con Ricordi, ha preso l'incrocio. Difficilmente intercettabile un tiro del genere, infatti Ricordi nulla ha potuto, incolpevole sulla rasoiata precisa di Mateusz Felipigno, che ha trovato così il suo terzo gol in campionato dopo quello all'esordio contro lo Sporting Sala Consilina e quello di settimana scorsa contro l'Olympus Roma, anzi più che settimana scorsa, 3 giorni fa, quello di sabato contro l'Olympus Roma al palo Olgiata. E dunque 3 gol in campionato anche per Felipigno, 3-1 per la pirossigeno Cosenza. Olimpia Verona che adesso si trova a dover recuperare 2 gol e chissà che Castagna non abbia già pronta una maglia verde in panchina per il power play. Luca Ian rimette in gioco. Vedremo comunque in parità numerica quale sarà la reazione della formazione Scaligera che ci prova con Kaique Lemes. Probabilmente uno dei più grandi limiti quest'oggi dell'Olimpia Verona è stato l'assenza di Luca Ian, non sicuramente per colpa sua ma per il lavoro quasi perfetto della retroguardia rossoblu. Nel frattempo Bruno Petri dorme la difesa dell'Olimpia Verona, fa 4-1 il georgiano che realizza la propria doppietta personale. 4-1 dunque cala il poker la pirossigeno Cosenza con il gol di Bruno Petri. Esattamente 14 secondi dopo il gol del 3-1 arriva il gol del 4-1, rivediamo il pallone lungo, dorme l'Olimpia Verona e il gioco dei ragazzi per Bruno Petri, controllare e fare 4-1. Pirossigeno Cosenza che adesso mette in cassaforte
un vantaggio corposo. Olimpia Verona che esce malissimo dal time out successivo al 3-1, subendo un gol dopo 14 secondi. Il 4-1 firmato dal brasiliano naturalizzato georgiano, che come già detto trova la sua doppietta personale quest'oggi, primi 2 gol anche in campionato per lui. Chiude adesso sulla possibile conclusione di Giannattasio. Che calcia, trova Del Ferraro senza problemi. Marchio da Felipigno, è rientrato anche Adornato che riceve adesso. Stavo dicendo prima del gol, Olimpia Verona che paga la perfetta difesa quest'oggi su Luca Ian, sia da parte di Marchio che da parte di Grandinetti. Protegge adesso il pallone Giannattasio, falloso l'intervento di Marchio. Primo fallo della ripresa, a commetterlo è la Pirossigeno Cosenza. William Rocha a battere. Intercetta Felipigno, sarà ancora fallo laterale a favore della formazione ospite. Giannattasio in battuta, pallone sul secondo palo, buono l'anticipo di Felipigno ai danni di Jorge Santos, quindi Bruno Petri prova a saltare Luca Ian, poi recupera il pallone proprio la bestia che può puntare, servire Jorge Santos. Felipigno è decisivo a chiudere con il tacco, rimessa laterale a favore della anzi dell'Olimpia Verona, pardon. Jorge Santos, pallone per Adornato, recuperato dal numero 3 che poi prova a servirlo a Bruno Petri. L'ultimo tocco è comunque in anticipo su di lui del numero 17 Giannattasio, quindi sarà rimessa laterale a favore della Pirossigeno Cosenza. Bruno Petri va da Del Ferraro, ora Marchio, ancora Del Ferraro. Occhio al pallone nuovamente per Bruno Petri, mette a sedere un avversario, calcia addosso a William Rocha, sarà corner. Andiamo a rivedere l'azione. Occhio al pallone nuovamente per Bruno Petri, mette a sedere un avversario, calcia e poi trova la deviazione. Diamo uno sguardo ai match del weekend con l'Olimpia Verona che farà visita al Savia Testa Mantova sabato alle 4. Sabato alle 8 invece la Pirossigeno Cosenza sarà ospite del Napoli Futsal. È stata già disputata un amichevole tra le due formazioni nel prestagione, terminata per 3-3, oltre ai due precedenti della Serie A2 di qualche anno fa, quando il Napoli non solo ottenne la promozione, ma lo fece vincendo anche la Coppa Italia e vincendo tutte le partite stagionali. Era il Napoli di Rodolfo Fortino, passato in quest'estate, in questa finestra estiva all'Olympus Roma, il Napoli di Arillo. Ma torniamo sul pala Cosenza con Adornato che si porta il pallone fuori. Rimessa laterale a favore dell'Olimpia Verona. William Rocha va da Luca Ian. Vedremo Castagna se e quando metterà il portiere di movimento, perché abbiamo superato adesso la metà della seconda frazione. Il punteggio è di 4-1. Sono 3 i gol da recuperare per gli scaligeri se vogliono tornare a casa con almeno un punto. Luca Ian, pallone verso Portuga, deviazione di Marchio. È rimessa laterale per l'Olimpia, fuori Felipigno, dentro Poti per i padroni di casa. Giannattasio a servire William Rocha, Luca Ian, poi ancora Giannattasio, quindi Portuga. Ora William Rocha può puntare Adornato, viene verso il centro, blocco di Giannattasio. Luca Ian agisce in posizione insolita, prova a imbucare ma intercetta la retroguardia rossoblù. Adornato allontana, ricorda a controllare il Verona. Adesso fisiologicamente l'Olimpia ci prova, la Pirossigeno Cosenza invece attende più bassa. Portuga prova a girarsi su Marchio, anzi su Bavaresco, che alla fine lo tallona molto bene. L'ultimo tocco dell'ex giocatore del Ciampino Aniene. Rinvio al fondo per Del Ferraro dunque, che va da Poti. Pallone troppo profondo per Bavaresco, fa buona guardia ai ricordi Giannattasio da Portuga, che in stirata prova a mantenere il possesso ma finisce per consegnarlo ad Adornato, che ha l'errore di Poti, calcia Portuga, il doppio intervento di Del Ferraro.
determinante ancora in questa occasione. Ha rischiato però con l'errore di Adornato la Pirossigeno Cosenza. Andiamo a rivedere, ma finisce per questo pallone di fuori per Adornato che all'errore di Foti calcio a fortuna. Alla fine è arrivata fortunatamente la parata da parte di Del Ferraro in due tempi, che ha evitato guai per la Pirossigeno Cosenza. Viene asciugato il parquet nel frattempo. A breve riprenderà il gioco Potila Del Ferraro, e vedremo se la Pirossigeno Cosenza utilizzerà Del Ferraro come quinto di movimento. Nel frattempo non può toccare il pallone, quindi sarà corner per il Verona. Dicevo, vedremo se la Pirossigeno Cosenza utilizzerà Del Ferraro come quinto di movimento per congelare il punteggio, perché l'abbiamo visto fare più volte a Leo Tuoto nella scorsa stagione, in fase di vantaggio, in posizione di vantaggio, per non permettere all'avversario di inserire il proprio power play e soprattutto far trascorrere del tempo prezioso. Ricordi prova a imbucare, intercettano però i rossoblù, quindi Marchio prova la discesa solitaria ed effettivamente arriva sul fondo, si trascina il pallone fuori però, quindi Ricordi in profondità verso Luca Ian, che su di sé è tornato, arriva subito a Bavaresco. Luca Ian protegge splendidamente il pallone in mezzo a due, lo scarica per William Rocha. Portuga prova a girarsi, ancora Bavaresco a chiuderlo, ma c'è fallo su William Rocha e cartellino giallo per pari De Marchio, che diventa il secondo ammonito del match dopo l'Emes. A battere la punizione c'è l'Emes, finta di servire Luca Ian, poi serve lateralmente un compagno, si trattava di William Rocha. Para però Del Ferraro. A battere la punizione c'è l'Emes, finta di servire Luca Ian, poi serve lateralmente un compagno. Del Ferraro però. Pallone dentro, alla fine libera la retroguardia rossoblù, sarà ancora corner. Rocha per Luca Ian, conclusione alta. Bruno Petri imbuca bene, Bavaresco deve anticipare, Ricordi molto bene, esce l'estremo difensore dell'Olimpia Verona che crea superiorità. Luca Ian di tacco, salva Poti, cosa aveva fatto Luca Ian Battista? Un fenomeno. Bavaresco deve anticipare, Ricordi molto bene, esce l'estremo difensore dell'Olimpia Verona che crea superiorità. Luca Ian di tacco. Riprende a giocare la formazione rossoblù, pallone in profondità, Ricordi esce bene su Bruno Petri, poi mette palla a terra, William Rocha a servire Kaique Lemes. Si fanno vedere Portuga e Luca Ian, un cambia uomini da un po' Castagna. Deve resistere adesso la Pirossigeno Cosenza per far sbilanciare l'Olimpia Verona col power play. Lemes punta e calcia, blocca Del Ferraro. Poti, pallone tra le linee verso Bruno Petri.
Non può arrivare sulla sfera Grandinetti, rimessa laterale per l'Olimpia Verona, sulla cui panchina ancora non sono pronte maglie verdi, anzi sì, c'è una maglia verde, la indossa Dario Giannattasio. Vedremo quando entrerà in campo al posto di Ricordi. Ricordi che porta il pallone nella metà campo offensiva e inizia a impostare lui come power play. Parte sempre bassissimo Lucayan, lo vedete, quasi come un 100metrista. Portuga, pallone verso Ricordi, guarda la porta, poi serve Kayke Lemes e ritorna tra i pali. Fischi per l'Olimpia Verona. Lemes allarga su William Rocha, nuovamente il 76. Eccolo Lucayan. Grandinetti fa sentire il fisico, ma il numero 10 controlla la sfera, gliela strappa via l'ex giocatore del Nantes, che poi si invola verso la porta. Buona la chiusura di William Rocha in corner, ottima però la chiusura dell'argentino, che adesso lascia il campo per far entrare Capitan Marchio. Gran partita di Grandinetti finora, di rientro dall'infortunio. Corner che verrà battuto da Bavaresco, pallone per Petri, alla fine blocca Ricordi. Lemes allarga per Portuga, incespica sul pallone. Bruno Petri a un passo dal recupero, sfera che comunque rimane incollata ai piedi dell'89. Poi Lucayan cerca l'imbucata, a cercare proprio Lemes. Nulla di fatto, rimette in gioco del Ferraro. 6 minuti al termine, 4-1 per la Pirossigeno Cosenza, e si alza adesso Dario Giannattasio. Quindi appena il pallone sarà dell'Olimpia Verona, Castagna inserirà il power play. Falloso nel frattempo l'intervento di Lemes e Ranieri Bavaresco, che rimane a terra dolorante. Pronto a entrare Felipigno al posto di Poti. Vuole congelare il possesso adesso la Pirossigeno Cosenza, vuole far trascorrere quanto più tempo possibile. Crampi nel frattempo per Bavaresco. Dicevo, la Pirossigeno Cosenza vuole far trascorrere quanto più tempo possibile per evitare l'inserimento del power play all'Olimpia Verona. Nel frattempo è rientrato William Rocha per Portuga, e io credo che comunque Portuga sarà uno dei protagonisti per far sbilanciare l'Olimpia delle Verona azioni con di power play. Lemes Non escluderei neanche l'ingresso di Nardi. punta e calcia, blocca. Esce dal campo dolorante Bavaresco, si caccia la casa a Capoti, pronto a rientrare al suo posto. Del Ferraro in profondità, pallone intercettato, rimessa rossoblù, ed eccola verificarsi la situazione che accennavo prima. Pirossigeno Cosenza che fa salire Del Ferraro per mantenere il possesso, per congelare il più tempo possibile la sfera. Sicuramente le qualità di giro palla non mancano al quintetto di Lotuoto. Adesso Lucayan alza il pallone per Ugas, c'è la deviazione, anzi no, rinvio dal fondo. Olimpia Verona che dunque non riesce a mettere il portiere di movimento, perché il pallone resta in possesso del rossoblù. Poti, pallone per Felipigno, Marchio va in profondità, Paiuso a proteggerla, molto molto bene, si gira poi il numero 11, raddoppiato, prova a fare tutto da solo. La sfera è scesa sul fondo, pronto a uscire dal campo Paiuso, entra Bruno Petri, ma esce soprattutto anche Enrico Ricordi, entra Giannattasio, power play per l'Olimpia Verona a 5:20 dal termine, con 3 gol da recuperare. Entra anche Portuga al posto di William Rocha, Lucayan a portare il pallone. Credo che a breve comunque in posizione di play si ci sposterà proprio Portuga, o tutto al più Kayke Lemes, servita adesso. I due sono in prima linea, più profondi invece Ugas e Giannattasio. Portuga a servire Lucayan, niente piramide per l'Olimpia. Lucayan, ancora Lemes, Giannattasio, con calma il quintetto di Castagna. Ora Portuga, superiorità sul lato debole, calcia in maniera inspiegabile Ugas. Rientra in campo nel frattempo Ricordi col pallone che è stato allontanato dalla disponibilità del Ferraro, che avrebbe voluto mettere in gioco rapidamente. Cerca Petri in profondità e lo trova.
Non suola per Felipigno, ma si crea lo spazio per calciare. Para Ricordi. Recupera ancora Felipigno. Finta di Felipigno, perde il pallone. Ugas lo porta di là dopo il recupero di Lucayan. La deve mantenere il numero 19. Pressione asfissiante di Felipigno. Kai Kelemes poi allontana la sfera. Del Ferraro a servire Marchio. 4:10 al termine. Pirossigeno Cosenza che ha il proprio destino nelle proprie mani. 3 gol da difendere in questi ultimi 4 minuti per quello che sarebbe il primo meritato successo della stagione. Nel frattempo Ricordi esce bene su Bruno Petri e poi lascia il campo per l'ingresso di Dario Giannattasio. Ancora Lucayan a gestire. I fischi del Palacosenza per l'Olimpia Verona. Portuga non riesce a girare verso la porta e Felipigno riesce a calciare. Lo fa Lucayan. Intercetta Poti, rimane a terra Felipigno per un colpo subito alla caviglia. Esce dal campo il 22, entra Bavaresco, quintetto difensivo per i rossoblù adesso con Bavaresco, Marchio, Poti e Bruno Petri. Ha ammonito il 2 loro. Ricordi dalla panchina. Ha ammonito Ricordi dalla panchina. Occhio a Lucayan che calcia, poi Ugas, Portuga la caccia dalla porta. Time out adesso chiamato da Leo Tuoto. Per sistemare la propria difesa rivediamo la conclusione di Lucayan deviata, poi Ugas con la testa di Portuga che toglie però il pallone dalla porta, o meglio non riesce a sperirlo in rete ma direttamente in fallo laterale. Tutto ciò a 3:40 al termine con la Pirossigeno Cosenza avanti 4-1. Nel frattempo è finito sul taccuino dei cattivi anche Enrico Ricordi. Secondo ammonito per l'Olimpia Verona dopo Lemes. Dall'altra parte invece solo Capitan Marchio. Si riprende a giocare col possesso per i rossoblù. Bruno Petri prende campo, occhio alla superiorità numerica, c'è Poti là, Bruno Petri invece va da Felipigno che finisce col perderla. Contropiede Olimpia Verona, Portuga può puntare, c'è Marchio su di lui, calcia Portuga, para del Ferraro, poi Bruno Petri, Lucayan lo stende, tutto regolare, rimessa laterale. Da Felipigno che finisce col perderla, contropiede Olimpia Verona. Andiamo a rivedere la conclusione di Portuga, su di lui, calcia Portuga. la parata di del Ferraro. Marchio va da Poti, 3:20 al termine. Del Ferraro verso Petri, poi Poti, ancora Bruno Petri, pressato, rischia, poi Felipigno tocca perfettamente per Poti, a tu per tu con Ricordi, la paratona di Enrico Ricordi con la faccia in corner. Pressato, rischia, poi Felipigno tocca. Andiamo a rivedere Felipigno che tocca l'esterno per Poti, per tu con Ricordi, di Ricordi che non fa una piega ed esulta. Pirossigeno Cosenza che vuole agire forse col quinto uomo, no, torna in porta del Ferraro. 185 secondi al termine, 185 secondi che separano la Pirossigeno Cosenza dalla prima storica vittoria in Serie A. Ma ancora ovviamente è tutto da scrivere. Lucayan
Pallone profondo per Portuga che non può arrivare, lascia scorrere Felipigno. Recupera del Ferraro, Olimpia Verona che ha attaccato con il power play in sole 2 azioni perché il pallone lo ha avuto praticamente sempre la Pirossigeno Cosenza. Perfetta in fase di possesso palla, poi Bruno Petri per cercare Felipigno col tacco. Mette il pallone in fallo laterale e dunque rientra Giannattasio. E conseguentemente Bavaresco dall'altra parte al posto di Felipigno. 2,50 alla sirena. Ancora power play per l'Olimpia Verona. Ancora Luca Ian a gestire. Scambia con William Rocha. Poi Giannattasio. Luca Ian. William Rocha. Giannattasio si gioca sempre a destra. Luca Ian prova in bucale per Portuga. Intercetta del Ferraro che poi va alla conclusione. Pallone che è terminato fuori. William Rocha. Giannattasio si gioca sempre a destra. Luca Ian prova in bucale per Portuga. Intercetta del Ferraro. Ricordi il rilancio lungo a cercare Portuga che prova a girarsi, blocca del Ferraro. Pallone verso Marchio, arriva Ricordi ad anticipare di testa. Luca Ian a mettere giù il pallone, a resistere alla carica del capitano avversario, quindi Ugas. Va da William Rocha, rientra Giannattasio. Luca Ian verso Rocha, fischi per l'Olimpia Verona da parte del Palacosenzia. Portuga, William Rocha, Luca Ian. Aggressivissimo Bruno Petri che guadagna il fallo laterale. Scarsi 2 minuti al termine. 1,55 per la precisione, più 3 per la Pirossigeno Cosenza grazie al gol di Bavaresco Felipigno e alla doppietta di Bruno Petri. A nulla è servito finora il gol di Luca Ian, il secondo in campionato per la bestia, che è andato anche vicino alla doppietta con una bicicletta che, qualora fosse entrato in porta il pallone, sarebbe stato sicuramente il gol della giornata. Bruno Petri rischia di perdere il pallone, ma fortunatamente Poti lo recupera, poi imbuca alla perfezione per il georgiano che controlla e tocca per Felipigno, vince il riballo Felipigno, Poti, Felipigno! Fuzza champagne al Palacosenzia, pocherissimo della Pirossigeno con il gol di Mateusz Felipigno, la doppietta su assist di Poti. 5-1 dei rossoblù a 1,28 dal termine. Perfezione per il georgiano che controlla e tocca per Felipigno, vince il riballo Felipigno, Poti, Felipigno! E quindi Pirossigeno Cosenza che mette in ghiaccio il match. 5-1, doppietta di Felipigno, quarto gol stagionale per lui, che diventa dunque il capocannoniere di squadra. Adesso Portuga a cercare Nardi, interviene Grandinetti, quindi Bruno Petri, ancora per Grandinetti, chiude molto bene Ugas, ma ormai manca solo 1 minuto e 5 secondi, entra anche Portinari, lo stesso fa Giannattasio, svuota la panchina. Castagna, rientra anche Adornato per il rossoblù, giusto che sia così, perché il match ormai è in ghiaccio, perché la Pirossigeno ormai ha vinto. Occhio a Poti che imbuca proprio per Adornato, il quale vorrebbe arrivare sul pallone, non riesce a raccogliere la sfera il numero 3. Dicevo, giusto che vengano svuotate le panchine, perché ormai l'Olimpia Verona ha alzato bandiera bianca. Nel frattempo Bruno Petri recupera, cattivissimo su Nardi, poi prova a saltarlo, pallonetto su Ricordi che para, gli sputa pure in faccia Portinari, conclusione sul fondo. Poti verso Adornato, Paiuso passa molto bene in banda su William Rocha, falloso il suo intervento, punizione per i rossoblù. Poco meno di un possesso cestistico al termine, 23 secondi alla sirena di fine partita, con la Pirossigeno Cosenza che ormai ha vinto, con la Pirossigeno Cosenza che sale a 4 in classifica, che lascia l'Olimpia Verona 0 e che si regala un Halloween da dolcetto piuttosto che da scherzetto. Scherzo orribile invece quello degli Scaligeri, ancora 0 dopo 5 partite.
Toti dialoga con Luca Jan. Bandiera bianca da un lato, bandiera bianca dall'altro. Si attendono solo questi ultimi 13 secondi che scorrono sul cronometro. Countdown da parte del Pala Cosenza. Si danno la mano le due squadre, perché il 31 ottobre del 2023 è una data da ricordare per la Pirosigeno Cosenza, che ottiene il suo primo storico successo nel campionato di Serie A, battuta per 5-1 l'Olimpia Verona grazie alle doppiette di Felippigno e Bruno Petri e al gol di Bavaresco. A nulla è servita la rete realizzata da Luca Jan. Pirosigeno Cosenza batte Olimpia Verona per 5-1. Linea alla regia, tra poco le interviste. Dunque, eccoci con le interviste post partita. Ai nostri microfoni mister Luca Castagna, coach dell'Olimpia Verona. Coach, cosa non è andato quest'oggi? Purtroppo, nonostante siamo stati in partita e secondo me il passivo è un po' troppo pesante, abbiamo, come
penso delle leggerezze che nel momento critico della partita sul 2-1 ci sono costati 2 gol che di fatto hanno indirizzato la partita verso la fine. Di fatto sono stati 2 gol subiti in contropiede. Crede che l'azione di Luca Jan, quando ha provato la bicicletta su Del Ferraro salvata da Poti sulla linea, avrebbe potuto cambiare le sorti della partita in caso fosse stato gol? Sì, quelli sono episodi che possono cambiare una partita. Entra il gol, siamo 2-2, prendiamo il contropiede e andiamo sul 3-1 per il Cosenza. Episodi, questo sport è fatto anche di questo, in questo momento non ci stanno girando bene, continuiamo a lavorare per migliorare. Olimpia Verona, che è l'unica squadra purtroppo ancora a 0 punti in Serie A, prossima settimana, o meglio nel weekend, sabato si andrà a Mantova per quello che è un altro scontro diretto per la salvezza. Sì, noi siamo in disperata ricerca di punti. Sabato fortunatamente abbiamo l'occasione ancora di scendere in campo per cercare di svoltare un po' in questa stagione. Tutte le partite abbiamo visto finora sono da giocare fino alla fine. Un messaggio che manderebbe ai suoi tifosi in questo momento? Non perdere la fiducia, sapevamo che era dura e continueremo a dare il massimo per muovere un po' la classifica e cambiare un po' questa situazione. Grazie a coach Castagna e in bocca al lupo per il resto del campionato. In bocca al lupo a voi, complimenti e complimenti veramente per l'organizzazione, per la squadra e per la stagione che state facendo. Grazie mille, linea alla regia. Dammi il via. E dopo coach Castagna ai nostri microfoni anche coach Leo Tuoto. Coach, prima vittoria finalmente in Serie A dopo 5 giornate. Alla fine quest'oggi sono arrivati i punti che sarebbero dovuti arrivare già prima. Sì, no, il passato è passato, adesso viviamo solo di presente e di futuro. Il presente ci dice 3 punti importantissimi contro una diretta concorrente per la salvezza. Una neopromossa come noi, l'anno scorso ha fatto un grandissimo campionato del Girone A e ha vinto il campionato, quindi era con anche giocatori importanti. Luca Jan è una dimostrazione, grandissimo giocatore, quindi una vittoria che ci soddisfa tantissimo, anche perché la squadra era in crescita, stava dimostrando di esserci e oggi dai, abbiamo pensato al sodo, cioè a vincere questa partita a denti stretti, lottare su ogni pallone. Sono arrivati questi 3 punti, i primi per noi, e quindi siamo veramente felici, doppiamente felici. Classifica che è stata mossa in zona salvezza dalla Pirossigeno Cosenza. Pirossigeno Cosenza che oggi dove ha vinto la partita? In quale aspetto del gioco principalmente? Io credo la pazienza perché è una squadra che giocava con difesa bassa, quindi aspettava ogni piccolo errore, tant'è vero che tutte le loro situazioni di gioco offensive, quindi negative per noi, sono nate da sbaffature di gioco nostro, da piccoli errori, quindi sapevamo questo, sapevamo che ogni piccolo anche passaggio intercettato poteva essere una ripartenza a campo aperto per loro. E quindi la difficoltà, e quello che ho chiesto ai ragazzi è la pazienza nel giro palla, la pazienza per vincere la partita, non c'era fretta per vincere la partita, quindi i ragazzi sono stati in questo senso favolosi, ognuno ha fatto il suo compito. Oggi, al di là di chi ha giocato più, chi ha giocato meno, chi non ha giocato poco, oggi importante erano i 3 punti per dare serenità all'ambiente e per farci lavorare per la prossima partita, che sarà una partita molto impegnativa, da pronostico quasi impossibile contro il Napoli, quindi ci prepareremo al meglio e anche psicologicamente al meglio per questa trasferta. Trasferta di Napoli che ovviamente sulla carta è proibitiva, ma la Pirossigeno Cosenza andrà, come ha fatto finora, a giocarsi le proprie chance al Palaglia Cazzi di Aversa. Ma questo è ovvio, al di là, hai detto bene, è proibitiva, però la squadra deve crescere, per crescere deve avere una mentalità positiva, la mentalità positiva è quella di andare dappertutto a provare a giocarci la partita, ecco. Quindi noi andremo lì a quel campo, ci proveremo, lotteremo su ogni palla fino a quando le gambe ce lo permetteranno e poi tireremo le somme. È difficile, quasi impossibile, però ho un gruppo che sa sorprendere e quindi speriamo comunque di fare una grande prestazione. Adesso il pensiero più grande è quello di recuperare fisicamente fino a questa partita
quindi domani meritato riposo daremo a questi ragazzi e poi da giovedì avremo 2 giorni per preparare questa trasferta. Ma adesso permettimi, godiamoci questa vittoria, non pensiamo al Napoli, pensiamo a quello che abbiamo fatto oggi. Il presidente ci dice, mi ripeto, 3 punti, allora ce li godiamo. Assolutamente, perché il 31 ottobre del 2023 è una data da incorniciare nella storia di questa società. In chiusura finalmente si è sbloccato Bruno Petri. Sì, allora lasciami dire che tutti hanno fatto una grandissima partita, ma Petri oggi si vedeva che aveva quel qualcosa in più, voleva dare una mano a questi ragazzi e ci è riuscito, perché ha dato profondità quando c'era da dare profondità, è venuto a giocare con la squadra di 4, ha lottato, ha difeso, quindi è il giocatore che a me piace, ma come lui tutta la squadra, perché tutti quanti hanno lottato. Anche aver preso solo un gol è molto importante, no? Rafforza e consolida un pochino il nostro modo di operare, di lavorare, di difendere, quindi tutto positivo, quindi bravo lui, ma permettimi, bravi tutti, completamente tutti. Si è sbloccato, sì, però anche gli altri sono confermati. Grazie e complimenti a coach Leo Tuoto e soprattutto in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie, crepi il lupo e o viva il lupo, incrociamo le dita e speriamo bene. L'unica cosa che ti posso promettere ai nostri tifosi, che daremo l'anima su tutti i parchi d'Italia. Grazie a coach Tuoto, da Cristian De Nicola è tutto, linea alla regia.